Per alzata di mano e all'unanimità, così i primi cittadini della Marca hanno approvato di fatto la ricostituzione del Movimento dei Sindaci, un blocco territoriale con cui arginare l'esondazione dell'arroganza dello Stato nei confronti dei municipi, ormai travolti da una valanga di tagli ai trasferimenti, caos nella tassazione locale, limiti imposti dal patto di stabilità. 40 gli amministratori riuniti al Sant'Artemio, 15 quelli che hanno mandato una delega, ma l'obiettivo è di coinvolgerli tutti e 95, convogliandone rabbia e speranze in un'unica piattaforma che sarà esposta il 3 marzo in un incontro dell'Associazione dei Comuni della Marca. Le risorse che servivano anche al mio comune per risolvere il suo problema sono state cancellate, quindi mi sono trovato ancora una volta quel problema da risolvere. E quindi le fusioni le faremo quando gli altri ritorneranno sulla stessa riga nostra, con i stessi bilanci a posto e tutti quanti uguali, non disuguali come adesso. Abbiamo tutti gli stessi problemi, vediamo quali sono, non facciamoci la guerra perché siamo più piccoli, siamo più grandi. D'ora in avanti dunque tutti uniti, innanzitutto in un maxi consiglio comunale congiunto che per ragioni di logistica e di visibilità potrebbe tenersi in una piazza, in un palasport o addirittura sul Greto del Piave. Senza truppa non si va da nessuna parte e per scaldare l'animo alla truppa serve qualcosa che richiami la loro attenzione. In programma poi iniziative eclatanti, dopo le luci spente anche lo stop allo sfalcio ed elezioni comunali no logo per spaventare i partiti. Ecco, noi chiediamo che questo venga regionalizzato, solo in questo modo potremo diminuire la tassazione ai nostri cittadini e ad avere finalmente quel po' più di risorse per le nostre amministrazioni locali. Che significa siamo e stiamo assieme per raggiungere degli obiettivi comuni, che significa difendere le risorse del territorio per dare delle risposte anche alle famiglie, ai cittadini e alle imprese.